Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, mercoledì 12 gennaio. Ieri pomeriggio, in via Marco Polo a Sottomarina, nei pressi del supermercato PAM, un uomo di 61 anni è stato colto da malore nella sua abitazione. Sopraggiunti sul luogo i sanitari, giunti con ambulanza e automedica, hanno fatto il possibile per soccorrerlo, ma nonostante tutte le pratiche fatte non hanno potuto salvargli la vita. L'uomo si chiamava Massimo Penzo, faceva il pescatore e per la pesca aveva una vera e propria passione. Dalla sera scorsa, in cui un condomino aveva affermato di aver visto Gianni Bellemo avvicinarsi alla propria abitazione, si sono susseguite numerose segnalazioni da parte di testimoni che hanno dichiarato di averlo visto più volte in questi giorni, in cui appunto era stata dichiarata la sua scomparsa e in cui erano state attivate le ricerche con dispendio di uomini e mezzi da parte dei carabinieri. Bellemo non si era più fatto vedere dall'ultimo 30 dicembre e nell'occasione aveva fatto avvertire di vivere un periodo di disagio. Chi lo conosceva aveva cominciato a temere il peggio, tanto da fare denuncia di scomparsa al comando locale dei carabinieri. Questi avevano immediatamente attivato le ricerche, soprattutto in virtù del fatto che il Bellemo aveva affidato il proprio cane a terze persone, un indizio questo che nella casistica indica un'allerta di chi vuol compiere atti autolesionistici. Le ricerche erano quindi partite con l'ausilio dei vigili del fuoco e della protezione civile che avevano messo in campo, per sondare in modo più dettagliato il territorio, un elicottero e un drone, logicamente senza ottenere, fortunatamente, alcun risultato. Ieri finalmente l'uomo è stato notato da una volante della Polizia di Stato di passaggio che lo ha fermato e accompagnato, presumibilmente, al comando dei carabinieri dove era stata fatta la denuncia di scomparsa. Si presume che l'uomo abbia trovato alloggio e riparo in questi giorni presso una condomina o un condomino dello stesso stabile. Ma può una persona far perdere le proprie tracce in questo modo senza avvertire nessuno? In questo atteggiamento è ravvisabile il reato di procurato allarme. Già altre persone hanno fatto perdere a suo tempo le proprie tracce per qualche giorno, per poi riapparire come niente fosse, ma avendo fatto scattare nel frattempo la macchina dei soccorsi. Se il reato è ravvisabile, lo decide il pubblico ministero. Taluni suppongono che sia un diritto personale poter scomparire senza lasciare traccia. Non lo è quando qualcuno fa scattare una denuncia di scomparsa. Questo in quanto si attiva un protocollo, la cosiddetta appunto macchina dei soccorsi, che mette in campo uomini e mezzi per cercare lo scomparso ovunque e in cerca di qualsiasi traccia o indizio possa far capire che fine questa persona abbia fatto, togliendo uomini e mezzi da altre attività e distogliendoli da altre pratiche. Per la sesta volta in 7 mesi il tennis club in via Pasquale Cicogna è stato vittima di una spaccata. L'ultimo episodio risaliva soltanto alla notte di Capodanno una decina di giorni fa, quando i vandali si sono introdotti al suo interno distruggendo i distributori automatici e portando via gli spiccioli custoditi all'interno delle macchine. Al presidente dell'associazione del tennis club, vista la situazione di sconforto, verrebbe il desiderio di riconsegnare le chiavi all'amministrazione comunale e abbandonare la convenzione. Ogni volta che vandali e ladri hanno invaso la struttura danneggiando la proprietà è stata fatta regolare denuncia, ma nessuna di queste ha portato a un qualsivoglia risultato, neppure quella che tra i reperti accusatori annoverava una fiala di metadone riportante nome, cognome e indirizzo della persona che si era introdotta nel club, constata Michele Spinello, presidente dell'associazione stessa. Questa volta non è stato rubato nulla, solo in quanto non è rimasto nulla da rubare, rimarca,
ma altri danni sono stati fatti e l'associazione deve sostenere le spese per ripararli e ripristinare la struttura. Il furto riporta lo stesso modus operandi di altri furti portati a compimento da alcuni soggetti noti, conosciuti come quelli di Via Alga, gli stessi che poco tempo fa sembra siano entrati nella lavanderia Mille Bolle Blu in Via Madonna Marina e ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Un nome in particolare aleggia tra i probabili delinquenti e autori di questi reiterati furti, un ragazzo le cui caratteristiche fisiche sembrano collimare con la persona ripresa dalla telecamera, noto alle forze dell'ordine per le sue dipendenze e per i suoi trascorsi. Siamo stati informati da Marco Dolfin, consigliere regionale, che ieri, martedì 11 gennaio, nell'ordine del giorno a Palazzo Ferrofini, in Consiglio regionale, tra i tanti punti di discussione figurava anche l'elezione dei 3 delegati che rappresenteranno la Regione Veneto in sede parlamentare per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana che seguirà a Mattarella in conclusione di mandato. Sono stati quindi eletti per la maggioranza Zaia, governatore della Regione, Ciambetti, presidente del Consiglio a Palazzo Ferrofini. Per l'opposizione è stato invece eletto il consigliere regionale Possamai, capogruppo del PD. Un caos quotidiano, quello che aspetta coloro che vanno a farsi il tampone o il vaccino a Chioggia, quanto denunciano i segretari generali della CGIL Venezia, Ugo Agiollo, della SPI-CGIL Daniele Tronco e della FP-CGIL Daniele Giordano. Non solo a Chioggia, a dire il vero, ma anche nella sede del Giustinian di Venezia, che serve i residenti della parte storica della città. Ravvisando la necessità di un intervento istituzionale per calmierare la situazione, è stato richiesto l'intervento del prefetto. Le code al punto tampone e ai punti vaccino sembrano essere interminabili e di ciò non è solo l'utenza a risentirne, ma anche il personale addetto che viene usato come valvola di sfogo da parte di chi deve stare in coda, diventando oggetto di invettive. Ciò rende la situazione molto difficoltosa. Secondo i rappresentanti delle varie sigle CGIL, si devono rafforzare i punti tampone e i punti vaccino, aumentando l'organico e trovando soluzioni flessibili e mobili. Secondo i sindacati sarebbe indispensabile trovare un coordinamento tra le istituzioni interessate, a partire dalla USL Tre Serenissima, ai comuni e alle organizzazioni sindacali. Ciò a garanzia della salute pubblica e della tutela dell'erogazione del servizio di prevenzione. Nel frattempo al punto tampone di Chioggia sembra essere al collasso, mancano le risorse umane, mancano i medici e gli infermieri e la fila di utenza che necessita del tampone cresce ogni giorno, principalmente per l'aumento dei contagi e il conseguente aumento di situazioni in cui verificare la negativizzazione. Siamo esattamente a 2 settimane dal periodo clou tra le festività natalizie, periodo in cui forse si sono allentate le maglie del controllo da parte della cittadinanza. Le lunghe code provocano una serie di disagi e tensioni e si ravvisa la necessità dell'intervento di qualcuno che rimetta ordine. Per velocizzare le cose non è solo questione di creare una nuova linea, un nuovo posto dove dirigersi per effettuare il tampone o il vaccino, come qualcuno propone. Assieme alla struttura fisica servono 2 o 3 persone solo per i prelievi a seconda dei turni, ma dietro al prelievo vero e proprio servono altrettante persone per l'esame, per il tracciamento del tampone e la comunicazione dell'esito. Dietro a una nuova linea per sveltire la coda servono più persone per renderla attiva, persone che ora mancano all'appello per i più svariati motivi, non ultimo il contagio da virus. Questo dovrebbe insegnarci a non abbassare mai la guardia, a fare sempre attenzione, a rispettare le distanze e non dimenticare mai la mascherina.
Riguardo al caos sui punti tamponi al San Giustiniano a Venezia si è espresso anche il consigliere regionale Montanariello, che lamenta la situazione di chi deve rimanere in coda anche 4 ore con sintomatici e asintomatici. Commenta con un indecente il dover attendere al freddo per ore, dichiarando che chi ha pensato a questa organizzazione dovrebbe cambiare mestiere. Il San Giustiniano è l'unico punto tamponi previsto dalla US 3 Serenissima per il centro di Venezia e per le isole, fatta eccezione per il Lido, con orario breve fino alle ore 13. In molti devono tornare il giorno dopo. Secondo il consigliere regionale è assurdo far giungere a dorso duro chi si muove da Murano o da Burano e che per farlo deve utilizzare i mezzi. Questo sistema, secondo Montanariello, non è il metodo più adatto per prevenire i contagi. Il direttore generale della US 3 Serenissima Edgardo Contato ha sottolineato gli sforzi messi in campo dall'azienda sanitaria in questa fase della pandemia, paragonando la mole di persone che necessitano di tampone quotidianamente a una marea montante. Un mese fa i contagi erano sull'ordine di circa 200 al giorno, oggi sono 10 volte tanto, manca il personale che sta a casa a causa del Covid. Chiede la collaborazione delle amministrazioni locali. Ora si stanno svolgendo in questa operazione anche le farmacie e le strutture sanitarie private. Per Venezia si sta pensando a un nuovo punto tamponi presso l'ospedale Fattebene Fratelli e nell'eventualità si potranno sentire le proposte di altre strutture locali che decideranno di offrire la propria disponibilità. All'ex Giustiniani intanto sono state raddoppiate le linee operative. Contatto ci tiene a ricordare la presenza della US Serenissima a Pellestrina, dove gli operatori potenziano l'attività della farmacia locale, ed è stato inoltre raddoppiato il numero dei tamponi al Lido. A Murano oggi ne saranno svolti in loco 450. Grazie alle amministrazioni locali si riescono a trovare dei punti in cui installare i drive-thru o dove posizionare le unità mobili come a Dolo. L'obiettivo del decentramento sta nel voler sollevare la pressione sulle altre strutture sanitarie. Cambiamo argomento. Nell'ultimo periodo sono stati numerosi problemi riguardanti gli edifici scolastici a Chioggia, segnalati agli uffici comunali da parte dei dirigenti scolastici. Sono stati affidati quindi alcuni lavori straordinari da parte del settore lavori pubblici. A Sant'Anna i lavori hanno interessato la scuola Maderna, dove la palestra vedrà un intervento per risolvere le infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto che provocano danneggiamenti al parquet. Lavori che costeranno poco meno di 69.000 euro. Nella stessa scuola si sta provvedendo a mantenere gli impianti idrosanitari. A Valli le pareti perimetrali della palestra presentano i segni delle infiltrazioni dell'acqua piovana, mentre i marciapiedi esterni presentano avvallamenti con conseguente pericolo di inciampo. Come afferma l'assessore Griso, è necessario intervenire per il risanamento della struttura e il rifacimento della pavimentazione esterna. I lavori prevedono una spesa di circa 87.000 euro. Per quanto riguarda la primaria Merlin, dovranno essere allargati i marciapiedi perimetrali e sistemato lo scoperto. L'intento è creare una struttura ombreggiante per agevolare la didattica all'esterno. Lavori che prevedono una spesa di circa 97.000 euro e che inizieranno, come gli altri che si svolgeranno all'esterno, non appena le temperature lo consentiranno. Per la scuola Medio Olivia a Borgo San Giovanni i lavori sono stati realizzati durante le vacanze natalizie, in modo da non interrompere la continuità della didattica per rifare la pavimentazione interna. La spesa in questo caso è stata di circa 59.000 euro e i lavori si sono rivelati necessari per mettere in sicurezza aule e corridoi dove i ragazzini avrebbero potuto inciampare. L'intento del sindaco Armelao è prestare molta attenzione agli edifici scolastici e di riprendere i sopralluoghi atti a evidenziare le criticità non appena la situazione pandemica lo renderà possibile.
Dopo l'annuncio che la città di Chioggia è stata scelta come prima voce nell'elenco dei 52 luoghi meta del pianeta da visitare quest'anno, lanciato dal New York Times, lo stesso sindaco di Chioggia si dice soddisfatto e felice della scelta. Secondo Armelao, le parole che l'autrice dell'articolo ha usato per Chioggia devono essere motivo di orgoglio. La nostra è una città che va riscoperta nelle sue peculiarità, che sono il distinguo che vogliamo far conoscere al mondo, nei confronti delle quali non si può rimanere indifferenti. Oltre a voler ringraziare la giornalista che ha scritto l'articolo, Armelao vorrebbe invitare il direttore del New York Times a Chioggia per visitare la città e diventare un testimone diretto delle bellezze che ci rendono unici. Armelao sostiene la tesi che Chioggia non è la piccola Venezia, ma è Venezia ad essere la grande Chioggia. Si augura che la presentazione fatta della nostra città sulle pagine del tabloid americano siano di buon auspicio per la candidatura di Chioggia a capitale italiana per la cultura per il 2024. Intanto slittano i termini per la procedura di conferimento del titolo. Con decreto del Ministero della Cultura si portano al 1° febbraio, data in cui la giuria esaminerà le candidature ammesse al bando, scegliendo un massimo di 10 finalisti. Entro il 15 marzo i progetti finalisti saranno invitati a un'audizione pubblica di presentazione e di approfondimento del dossier e finalmente entro il 29 marzo la giuria raccomanderà al Ministero della Cultura la candidatura del comune, città metropolitana o unione di comuni ritenuta più idonea a essere insignita del titolo, in pratica la vincitrice del bando. La situazione Covid nelle scuole di tutta Italia è abbastanza difficile. Molti sono gli alunni che sono dovuti rimanere a casa o perché contagiati o perché in quarantena in quanto in contatto con persone contagiate o perché nella classe sono i docenti a essere contagiati e non ci sono supplenti in numero sufficiente. Alcune classi hanno comprovato la presenza di un numero esiguo di alunni in presenza e da alcune classi parte la richiesta della DAD proprio per la paura dei contagi. La situazione attuale era prevedibile, vista la curva dei contagi in continua salita. Le scuole non offrono un ambiente sicuro per il rispetto delle distanze e per il ricambio d'aria. Ambienti spesso piccoli in cui è rischioso fermarsi per molte ore ed è l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori a richiedere la DAD o di stanziare risorse necessarie per sdoppiare le classi garantendo così il giusto distanziamento. Molti genitori decidono comunque di tenere a casa gli alunni per timore dei contagi, soprattutto tra le scuole d'infanzia e le primarie. Chi ha visto in queste vacanze natalizie un libero a tutti e non ha visto sempre rispettare le misure di distanziamento e l'uso della mascherina, chiedeva un'altra settimana prima del rientro a scuola, in modo che eventuali contagi si rivelassero prima del rientro. Si temono soprattutto gli asintomatici che, non sapendo di essere contagiosi, sono liberi di muoversi a 360 gradi. Molte mamme stanno vivendo con angoscia questo periodo sperando che la curva dei contagi cominci finalmente a scendere. Secondo l'assessore al turismo della regione Caner, il Veneto è pronto per promuovere una proposta pilota riguardo le norme nazionali per le concessioni balneari. La proposta parte dalla legge 33 del 2002 che permette già procedure comparative per il rilascio e il rinnovo delle concessioni. Innanzitutto le regioni comuni dovrebbero poter riconoscere ai concessionari uscenti gli investimenti che sono stati fatti, introducendo una premialità alle imprese che intendono investire nella tutela e nella sicurezza delle aree costiere. Secondo Caner, la transizione dovrebbe avvenire in modo che nessuno dei concessionari uscenti subisca un danno, soprattutto alla luce dei numerosi investimenti fatti in questi ultimi anni per mettere in sicurezza le strutture contro il Covid.
La normativa deve essere tale da garantire la tutela delle imprese in un comparto che è fondamentale per l'economia turistica nazionale e della Regione Veneto, per la quale il turismo è un settore dominante. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, 12 gennaio, è la farmacia San Giovanni, qua a Borgo San Giovanni. Io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!